Allora, ci eravamo visti a Venezia e torna al nostro hot corner Lidia Vitale. Come stai, Ciao, Lidia? bene, bene, Beh, bene, ieri benissimo. sera ti abbiamo visto al Petruzzelli a ritirare il premio come miglior attrice non protagonista per Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e in effetti poi è stata detta una cosa, che vincere il premio come non protagonista è più difficile perché Beh, i protagonisti sono meno dei non protagonisti. Sei d'accordo? assolutamente, ma poi dico, già ne scrivono pochi di ruoli Esatto, femminili da protagonista scritti bene, da non figurati. protagonista dei ruoli scritti così bene, insomma, le penne di Serino e Gaeta sono veramente eccezionali, secondo Quanto sei me. orgoglioso, no, di questo premio che ti sei andata a prendere quel ruolo con i denti, Beh, io sono contenta che lo prendo in questa città, questa è la città dove si è laureato mio nonno, i miei nonni erano pugliesi, il film l'abbiamo girato qua, io ho questo legame poi con la Puglia da sempre. E poi c'è un'attenzione per il cinema, ci sono le sale piene a mattina alle 11 col Che sole, il mare, bello, è ragazzi, cioè, veramente, è è bellissimo. proprio, c'è un'accoglienza pazzesca, a parte come si mangia. Vabbè, quello Ragazzi, ma di che indubbiamente. stiamo parlando? Esatto. Senti, ma che effetto ti fa ripensare però al set, all'esperienza con Pippo Mezzapesa, con Elodie, con Beh, è Luigi? stato un set importante, è stato un set molto famiglia, con tutte le sue dinamiche di famiglia, tanta pioggia, tanto freddo, tanto dolore. Sono stati mesi caratterizzati, poi erano proprio parallelamente nella mia vita, c'erano perdite, c'erano cose importanti che succedevano, quindi mi sembrava di non uscire mai dal film. Ah, No? ok, che C'era fosse... questa atmosfera di morte che mi ha accompagnato tutto il film e quindi è stato importante. Che bello, che tra l'altro è un film bellissimo che adesso sta vivendo anche un'altra seconda vita. Adesso su cosa sei? Cosa c'hai nei cassetti, Lidia? Allora, ho appena finito di girare questo film internazionale di Timothy Scott Bogart che si chiama Verona, al fianco di Jason Isaacs, poi due Ah, giovanissimi, c'era Rupert Graves, grande. Rebel Wilson, insomma, Grande Rebel Wilson. sì, che Fantastico. ridere, che ridere. E bellissimo, un cast internazionale molto interessante, un musical su Giulietta e Romeo. E dovrebbe uscire, credo che sia in In finale, fase di... di post-produzione finale, è il film di Paolo Zucca, Vangelo secondo Maria, Di con cui puoi Porca... dire niente. niente. No, niente, se non che hai girato è Sì, tutto bene. scritto dalla Sì. Bertani, che è una Beh, è stata una bella grandissima penna esperienza pure degli quella. anni 70, bellissimo, la Sardegna rurale, veramente Beh, Paolo Zucca poi è uno è un che bel ha uno sguardo, visionario, sì, è un bel assolutamente. visionario. Senti, Lidia, però ogni premio porta con sé anche un bilancio, perché quando uno riceve un premio comunque si guarda indietro e due conti li fa, no? Beh, quest'anno poi sono importanti perché quest'anno ho fatto 50 io, Vabbè, ho quindi fatto conto poi dopo pieno. l'anniversario che c'è, poi ne diremo anche un altro. Quest'anno io ne ho fatti 50, i 50 anni sono una fase bellissima perché è proprio dove fai un po' i conti di tutto quello che hai seminato e cominci a vedere veramente un po' la vera raccolta E anche il percorso, la e strada che anche hai il fatto, no? percorso e tutto ciò che ha significato, che ogni cosa non è successa per caso, era Tutto ha perché condotto a qualcosa. comunque poi l'arte combacia spesso con un processo evolutivo personale, cioè la vita di un artista combacia spesso con un processo evolutivo personale. È vero che si riflette poi. Senti, quest'anno sono anche i 20 anni di un film storico che venne presentato a Cannes nel maggio del 2003, La meglio gioventù. Che Ma no, ricordo hai di quel set con Marco che Tullio bello. Giordana, con tutti... un film Ma guarda, epocale, perché poi era anche un periodo in cui ancora non si parlava di serialità, no? Se ci pensi era già una sì, era serie una delle prima prime di... serie ben curate, diciamo, di... guarda, quest'anno poi è particolarissimo perché a questo Bifest ci siamo Eh tutti. sì, esatto, tutti i Funi, Bergamasco, Locascio, La Maia Alessio Boni, Maia Sansa. Sansa. Ieri sera ci siamo incontrati, c'erano i miei fratelli durante la premiazione ed è stato così emozionante Ci credo. E che poi di siete averli... rimasti uniti comunque. Noi siamo rimasti sempre in contatto, è pazzesca questa cosa, in un modo o nell'altro. Quando ogni volta che ci incontriamo ci chiamiamo fratello, sorella. Che Ehm, set fu quello? che set. Ah, per me è un incubo, era il mio primo film. Quello era il mio primo film importante, diciamo. Io comunque venivo già da parecchio studio e volevo essere proprio brava. Io volevo fare proprio una bella figura al tempo, quindi mi ricordo che studiai tutto nei dettagli, nelle cose. Ricordo Marco Tullio non mi diceva niente. Io ero scioccata da questa cosa, che lui non mi diceva niente.
E ero terrorizzata, dicevo, ma avrò fatto bene, avrò fatto male. Da quant'è che non lo rivedi adesso? Marco Tullio? No, O no, La il meglio film. gioventù? Ma ogni tanto mi capitano ti spezzoni capita. che le persone mi mandano oltretutto. Ah, addirittura? Ci sono un sacco di fan della meglio gioventù in giro per il mondo. Pensa, mi ricordo una cosa stranissima, stavo a Los Angeles, stavo facendo dei provini in una casting house e mi ricordo che mi aspettarono fuori da una porta di questi casting delle persone per dirmi l'abbiamo aspettata perché abbiamo riconosciuto la voce dalla meglio gioventù. Cioè questo film ha Fantastico. una risonanza a livello internazionale pazzesca. Ma e oggi che spettatrice sei, Lidia, tu però? Cosa guardi? Ah, io sono un'onnivora nerd. Tutto? Io guardo tutto. Adoro i documentari. Ah, Adoro molto i documentari. Amo molto le serie crime quindi ti metti e i lì, ti documentari intrighi. sugli assassini. Certo. Questo la dice Cioè, tipo lunga Jeffrey perché, Dahmer, queste cose qui. capito, queste roba tua. cose tranquille che ti fanno andare a dormire serena la sera. Che bello. No, Senti, però veramente guardo tanto cinema, guardo veramente tantissime cose. Senti, l'ultima, ogni volta che tu vieni al coro dobbiamo parlare di Anna Magnani, almeno un minuto dove lo Eccola, sai, e lo quest'anno sai, so pure i dobbiamo 50 fare. anni della morte di Anna. È vero, 73. Nel Dobbiamo 73. iniziare a pensare a qualcosa allora. E pensiamola, basta che non mi fate morire. No, quello no, Nel però senso sono non si 50 sa mai, anni. vogliamo festeggiarla in maniera eclatante, sai, diciamo, facciamo una cosa. No, io vorrei che tu dicessi alle Lettori di Hot Corner un film di Anna Magnani da rivedere invece, che spesso sono giovani alcuni e non hanno mai visto nulla. Da dove devono Assolutamente partire? bellissima. Bellissima di Visconti. Bellissima di Visconti, assolutamente e assolutamente Mamma Roma. Due consigli da cui partire. Eh sì, perché la strada in qualche modo la scegli tu. Esatto. Allora, dopo Venezia Bari, dove ci vediamo la prossima volta? Andiamo a Cannes? Andiamo a Cannes, dai, ci vediamo a Cannes. Lidia Vitale all'Hot Corner, grazie Lidia.